In occasione della 30ª giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, vogliamo fare memoria, ricordo di tutti i missionari e le missionarie originarie del Triveneto che hanno dato la vita su esempio di Gesù. E partiamo con la diocesi di Vicenza. Sono 15 i missionari martiri che sono nati in questa diocesi. Di questi ne ricordiamo in particolar modo 3. Ottorino Maule, saveriano, morto in Burundi assieme ad altri 2 missionari di Trento e di Udine. Abbiamo poi, sempre da Vicenza, Nadia Munari, una laica dell'Operazione Mato Grosso, morta l'anno scorso nelle Ande, in Perù, partita per amore dei suoi bambini a cui ha dedicato la vita. E poi Olga Raschietti, saveriana, anch'essa morta, uccisa in Burundi il 7 settembre del 2014, dove si vive una guerra interna, no, tra etnie, e in questi contesti nel Burundi lo schierarsi è un rischio grossissimo e questi missionari hanno scelto di schierarsi. A Trento, nella diocesi di Trento, sono 13 i martiri che ricordiamo, ma di questi in particolar modo poniamo l'attenzione su Katina Gubert, che è una laica, anch'essa morta in Burundi. A Padova vogliamo così ricordare Benedetta Boggian, che è una saveriana, anch'essa in Burundi, morta il 7 settembre del 2014. Anche padre Ezechiele Ramin, comboniano, è stato ucciso nel luglio del 1985 in Amazzonia. Difendeva le povere persone di quella terra e soprattutto i diritti negati. Sempre di Padova, Don Ruggero Ruvoletto, morto in Brasile, a Manaus, Fidei Donum, proprio della diocesi, il 19 settembre del 2009 ha trovato la morte lì e lavorava per i poveri, dedicando tempo, vita, fede e speranze. Era proprio speranza per molte di quelle persone. Dalla diocesi di Treviso ricordiamo padre Giuseppe Moretto, frate cappuccino, ucciso il 27 maggio 1985 in Africa, in Angola. Era lì da tantissimi anni come missionario. Dalla diocesi di Udine ricordiamo Aldo Marchiol, saveriano, insieme ad altri missionari. Di Vittorio Veneto, padre Cosma Spessotto, recentemente beatificato a El Salvador, muore il 14 giugno del 1980. Non ha voluto lasciare la sua parrocchia nonostante sapesse di rischiare la vita. Abbiamo poi dalla diocesi di Bolzano Luis Lindner, morto in Brasile il 16 maggio del 2002. Egli lavorava nelle favelas a Salvador di Bahia, egli si era dedicato ai poveri e in particolar modo era scomodo al mondo della droga e proprio a causa di questo ha trovato la morte. E di Rovigo, della diocesi di Rovigo, ne ricordiamo, sono 2 i martiri provenienti da quella diocesi, padre Giuseppe Santi, un comboniano, morto il 14 aprile del 1979 in Uganda in modo cruento, e padre Amedeo Giuliatti, sempre della diocesi di Rovigo, cappuccino, morto il 21 giugno del 1989 in Angola. Della diocesi di Verona abbiamo Suor Teresa dalle Pezze, comboniana. Era in Mozambico e il 3 gennaio dell'85 si è trovata all'interno di una sparatoria avvenuta in strada. Si sono nascosti, ma lei non è uscita viva.
Quelli che abbiamo ascoltato sono i martiri, uomini, donne che hanno dato la vita sull'esempio di Gesù, originari del nostro territorio, del Triveneto. È sempre difficile fare un martirologio, martiri in odio alla fede, oppure martiri perché hanno perso la vita schierandosi dalla parte dei poveri, e questo è costato loro caro, interpretando il Vangelo fino alla fine. Li abbiamo ricordati non per fare la conta dei caduti in battaglia, ma per ricordare alle nostre comunità, alle nostre diocesi del Triveneto, che dare la vita per Gesù è ancora necessario, è ancora attuale, che la martiria, ovvero la testimonianza fino alla fine, non riguarda pochi, ma tutti, ogni battezzato.